consegniamo al prefetto una petizione perché venga ripristinata la scorta a tutta la famiglia Cutrò, sia al testimone di giustizia che ai suoi familiari. Una petizione molto importante perché è firmata da tutti i parlamentari siciliani, nazionali e regionali, e anche dei sindaci locali. C'è con noi il sindaco di Porto Empedocle, arriverà anche il sindaco di Favara, quindi il movimento in Sicilia si schiera a fianco a Cutrò, ma Cutrò perché è un testimone di giustizia. Cutrò deve essere l'esempio positivo di uno Stato che sostiene chi denuncia la mafia, chi denuncia gli estortori e resta al suo fianco sempre. Non è possibile usare un testimone di giustizia e poi abbandonarlo così, lasciarlo alla mercé degli estortori che sono stati condannati, hanno scontato la propria condanna e adesso sono liberi di girare e ovviamente saranno evidentemente risentiti con Cutrò e la sua famiglia. Peraltro abbiamo avuto notizie di intercettazioni recenti in cui dicevano aspettiamo che gli tolgono la scorta e poi gliela facciamo pagare. È una situazione inammissibile e intollerabile. Oggi noi siamo presenti con una delegazione molto ampia di senatori ed onorevoli perché noi siamo sempre a fianco di chi denuncia e di chi si ribella al sistema mafioso. Quindi è necessario che le massime garanzie siano date appunto a chi veramente si è opposto per cambiare questo paese, perché il cambiamento del nostro paese parte anche da lì. Per questo consegneremo una lettera al prefetto dove lo inviteremo a dare i massimi livelli di sicurezza e di garanzie al testimone di giustizia Cutrò. Mi sento di stare accanto a lui in questa battaglia, sono stato uno dei primi a sottoscrivere questo documento, ho partecipato nella preparazione, è stato un documento, come diceva bene Mario, condiviso da quasi tutti i parlamentari che l'hanno letto, regionali, nazionali, dai sindaci locali, e penso che ci sono grandissime possibilità che la nostra voce venga ascoltata. Io oggi sono qui non solo per Ignazio Cutrò, principalmente sono per la sua famiglia, che come al solito le famiglie sono quelle che patiscono di più, sono state sempre lasciate da sole. Allora oggi siamo qui per affermare che dietro ogni testimone ci sono i familiari che soffrono da anni e adesso basta. E noi rispettiamo tutte le sentenze, tutto quello che vogliamo, però alla luce dei fatti, alla luce di queste minacce, forse il prefetto deve prendere in seria considerazione la protezione di queste persone.